Salve a tutti, facciamo ora lo studio di questa funzione irrazionale fratta x più 2 fratto radice di x al quadrato meno 3x. Per vedere il dominio di solito dobbiamo porre la condizione che l'espressione sotto la radice quadrata è maggiore o uguale di 0, però questa radice si trova al denominatore, quindi metteremo che x al quadrato meno 3x è strettamente maggiore di 0, perché la radice di 0 è 0 e non dobbiamo averlo al denominatore. Quindi per risolverla vediamo quando x al quadrato meno 3x è uguale a 0, qui semplicemente raccogliamo x e allora troviamo subito che x è uguale a 0 e x è uguale a 3. Questa rappresenta una parabola rivolta verso l'alto perché abbiamo 1 per x al quadrato e quindi è positivo, questa espressione è positiva qui e lì abbiamo il dominio, quindi il dominio è l'intervallo da meno infinito a 0 unito all'intervallo da 3 a più infinito con 0 e 3 esclusi. Si può scrivere così oppure nella forma x minore di 0 o x maggiore di 3. Vediamo che non possiamo calcolare f di 0 perché 0 non sta nel dominio. Vediamo quando si annulla la funzione, cioè quando x più 2, il numeratore è uguale a 0, x più 2 è uguale a 0, quindi x è uguale a meno 2, lì la funzione si annulla. Adesso vediamo il segno della funzione, dobbiamo mettere x più 2, radice di x quadrato meno 3x. Sì, una cosa molto importante devo dire, poi durante lo studio incontreremo tantissime volte questa espressione x al quadrato meno 3x. Come vedete per il dominio abbiamo posto la condizione che sia maggiore di 0 e quindi quando siamo nel dominio, cioè lì dove la funzione è definita, questo x al quadrato meno 3x è sempre positivo e quindi semplicemente metteremo che è positivo senza andarci a pensare. Lì dove la funzione è definita questa espressione è maggiore di 0, infatti questa è proprio la condizione per il dominio. Allora, quindi proprio per quello che ho detto, anche la sua radice, ovviamente la radice di un positivo è positivo, questa radice è sempre positiva nel dominio. Qua ho tolto via le parti dove la funzione non è definita. Allora questo qui, come appena detto, è sempre positivo. Questa è una retta con coefficiente, cioè 1 per x più 2, quindi una retta che cresce e quindi prima abbiamo un meno e poi un più rispetto al punto dove si annulla, che è meno 2, meno, più. Ok, adesso poi usiamo la regola dei segni e vediamo il segno della funzione. Qui negativa, positiva, positiva, qui non è definita, qui vale 0, qua si annulla. Ok, visto che il denominatore si annulla per x per 0 e per 3, x uguale a 0 e x uguale a 3 sono asintoti verticali, due asintoti verticali. Cerchiamo quelli orizzontali, calcoliamo il limite per x che va a infinito della funzione, quindi il limite per x che va a infinito. Adesso nella funzione qui sopra raccogliamo x e moltiplica questa parentesi e qui dentro la radice raccogliamo x al quadrato, cioè il termine di grado massimo, raccogliamo x al quadrato. Nel passaggio successivo, qua non cambia niente, ma tiriamo fuori questo x al quadrato, cioè radice di x al quadrato, attenzione di non scrivere x, ma radice quadrata di x al quadrato è il valore assoluto di x. Ecco, ce l'abbiamo qua, poi abbiamo questo e questo. Da notare quando x va a infinito, questo va a 0, questo va a 0, qui abbiamo 1 più questo, 1 meno questo, quindi tendono a 1 queste espressioni, qui anche se c'è la radice di 1 è sempre 1, e allora però bisogna adesso andare a distinguere, per via di questo valore assoluto, dobbiamo andare a distinguere due casi. Non sarà uguale il limite, una volta dovremo calcolare il limite per x che va più infinito e una volta il limite per x che va meno infinito. Allora, se x va più infinito, x assumerà valori positivi sempre più grandi. Possiamo supporre che x sia positivo e il valore assoluto del numero positivo è il numero stesso, quindi al posto del valore assoluto di x metto x. Nell'altro caso, quando x va a meno infinito, avrò valori negativi sempre più grandi, diciamo, e allora possiamo supporre x negativo, il valore assoluto di un numero negativo è il suo opposto, quindi al posto del valore assoluto di x devo mettere meno x. Poi x si semplifica
E perché come dicevo questo va a 1, questo va a 1, tutto qua va a 1. Qui invece c'è ancora questo segno meno, qui andiamo a meno 1. Quindi per x che va più infinito la funzione tende a 1 e allora ho l'asintoto orizzontale y uguale a 1. Per x che va meno infinito la funzione tende a meno 1 e allora l'asintoto orizzontale y uguale a meno 1. Calcoliamo la derivata. Allora, derivata del numeratore 1 per il denominatore meno numeratore per la derivata del denominatore. Come la facciamo? Dobbiamo pensare come x al quadrato meno 3x tutto alla 1 mezzo. Quindi abbiamo 1 mezzo, questo alla 1 mezzo meno 1 che fa meno 1 mezzo e poi ancora la derivata di questo che è 2x meno 3. Tutto fratto denominatore al quadrato. Quando mettiamo al quadrato questa radice scompare. Quindi abbiamo questo, x al quadrato meno 3x. Adesso, solo per non scrivere sempre due righe, questo x al quadrato meno 3x, ce lo metto qua, 1 fratto x al quadrato meno 3x. Ok, qua mi rimane questa radice, meno, e adesso qui vediamo che possiamo mettere al denominatore delle cose. Questo 2 sta al denominatore ovviamente. Qui abbiamo questo alla meno 1 mezzo, sarebbe 1 fratto questo alla 1 mezzo, 1 fratto radice di questo. E qui abbiamo ancora x più 2, 2x meno 3 che mettiamo sopra. Questo si ricopia e adesso dobbiamo mettere al denominatore comune, che è questo. Significa che questa radice va moltiplicata con questo denominatore. E allora, il 2 ce lo teniamo davanti, ma questa radice e questa radice sono uguali tra loro, quindi va al quadrato e quindi sparisce la radice. Meno, poi qua vado a moltiplicare i termini. Quindi qui adesso svolgo queste moltiplicazioni, elimino questa parentesi, sono tutti questi termini qua. Qua il denominatore semplicemente metto tutto insieme, 2, questo, questo. E adesso qua faccio ancora le ultime somme, ottengo meno 7x più 6. Questo lo ricopio e questa va già bene come espressione derivata, però lo scrivo anche in un'altra forma e ci sarà utile per calcolare la derivata seconda. Vediamo che abbiamo sempre questo alla 1 e sempre questo alla 1 mezzo perché sta sotto radice. 1 più 1 mezzo fa 3 mezzi e quindi posso scrivere questo alla 3 mezzi. Ok, vediamo dove si annulla la derivata prima, cerchiamo i punti stazionari, meno 7x più 6 uguale a 0, risolviamo x e 6 settimi, il problema qual è? Che 6 settimi è poco meno di 1, ma la funzione non è definita tra 0 e 3, quindi questo punto sta dove la funzione non è definita, quindi non abbiamo i punti abbiamo punti stazionari. Allora, adesso vediamo il segno della derivata prima. Quindi dobbiamo sempre togliere la parte dove la funzione non è definita. Infatti all'interno di questa parte sta questo 6 settimi, l'ho scritto lo stesso, però non avrà alcun effetto. Come vediamo abbiamo questo fratto qua abbiamo il numeratore, qua abbiamo il denominatore. Sì, non ho messo 2, ma 2 è una costante positiva, non mi andrà a cambiare il segno. Allora, come dicevo fin dall'inizio, dove la funzione è definita, questo x al quadrato meno 3x è sempre positivo, anche la sua radice, quindi mettiamo più. Questa è una retta che decresce perché abbiamo meno 7 come coefficiente, decresce, allora prima è più e poi è meno rispetto a questo punto. Quindi qua usiamo la regola dei segni e troviamo che la derivata prima qua non è definita, qua è positiva, qua è negativa, quindi qui la funzione cresce, qui decresce. Derivata seconda. Usiamo questa espressione della derivata prima per calcolarci la derivata seconda. Allora, derivata del numeratore, meno 7, per il denominatore, meno numeratore, per la derivata del denominatore. Allora, qui abbiamo questo 2, perché una costante sta davanti, poi l'esponente 3 mezzi, poi questo alla 3 mezzi meno 1, qui 3 mezzi meno 2 mezzi che sarebbe 1 mezzo,
per la derivata di questo che è 2x meno 3 fratto il denominatore al quadrato, 2 al quadrato è 4, attenzione qua, questo alla 3 mezzi tutto al quadrato, 3 mezzi, gli esponenti si moltiplicano, 3 mezzi per 2, 2 va via con 2 e allora è alla terza. Adesso mi conviene raccogliere a fattore comune, anche se qui ho questa espressione alla 3 mezzi e qui alla 1 mezzo, beh io la raccolgo quell'espressione alla 1 mezzo. Il denominatore lo metto qua sotto e vediamo cosa rimane. Allora qua può sembrare un po' difficile, però se qui ho questo alla 3 mezzi significa che 1 mezzo più 2 mezzi, insomma 1 mezzo più 1, e quindi quello alla 1 mezzo l'ho preso qua e rimane ancora questa espressione alla 1, infatti ce l'ho qua con moltiplicato meno 14. Allora adesso questo appunto l'ho raccolto davanti e allora mi rimane meno questa parentesi per questa parentesi e ancora c'è ancora questo 3. Allora qui, visto che è lo stesso alla 1 mezzo fratto questo alla 3, qui sottraggo gli esponenti 1 mezzo meno 3, 1 mezzo meno 6 mezzi. Qui moltiplico, qua moltiplico questi due tra loro, lascio ancora un attimo fuori il 3. Qui allora 1 mezzo meno 6 mezzi meno 5 mezzi, qua ancora vado a togliere la parentesi, e allora se ho questo alla meno 5 mezzi è 1 fratto questo alla 5 mezzi, lo metto qua, questo 4 anche lo metto denominatore, qua vabbè faccio le somme e trovo questo fratto questo. Ah sì, adesso questo qui alla 5 mezzi, come lo scrivo? 5 mezzi è 4 mezzi più un mezzo, 4 mezzi è 2, cioè 2 più un mezzo. Questa espressione alla 2 per questa espressione alla 1 mezzo, quindi sotto radice quadrata. Ok, adesso vorrei vedere dove si annulla la derivata seconda per cercare eventuali flessi. Allora, numeratore è uguale a 0, però se noi ci calcoliamo il delta, vediamo che viene fuori negativo, quindi questo numeratore non si annulla mai e non avremo dei flessi. Vediamo il segno a derivata seconda. Questo è il numeratore, ho appena detto che ha delta negativo, non interseca, è una parabola che non interseca l'asse x ed è rivolta verso l'alto, perché abbiamo 28 come coefficiente e quindi se è rivolta verso l'alto non interseca l'asse x è sempre positiva. Qui comunque ho tolto dove non è definita la funzione, è sempre positiva. Come ho detto fino all'inizio, questa espressione qua, dove è definita la funzione, è sempre positiva. Va bene, allora la derivata seconda è sempre positiva, abbiamo la concavità di questo tipo. Ve lo ricordate come per le parabole, che il coefficiente, la parabola è positivo, abbiamo tipo una parabola così, vabbè. Allora, la derivata seconda positiva, positiva, questo, e adesso uniamo tutte queste informazioni, le ho riscritte, la funzione, derivata prima, derivata seconda, qui abbiamo gli asintoti, e allora si può disegnare il grafico. Allora io consiglio sempre di iniziare così, di disegnare prima gli asintoti, x uguale a 0, non si vede tanto ma il verde ma è qua, x uguale a 3, allora questo è l'asintoto orizzontale destro, perché per x che va più infinito, posso disegnarlo da qui, in realtà potete disegnare anche tutta la retta volendo, adesso non è un problema quello, però diciamo che per chiarezza me lo disegno da qui in poi, l'asintoto orizzontale destro, questo, l'asintoto orizzontale sinistro, anche qui potete disegnare l'intera retta. Poi dobbiamo togliere le parti del piano dove non è definita la funzione, prima di meno 2 la funzione negativa, quindi togliamo via la parte positiva. Ah sì, ovviamente lì dove non è definita la funzione togliamo tutto, sia la parte positiva che negativa, qui tra 0 e 3 la funzione non è definita. Qui prima di meno 2 funzione negativa, togliamo la parte positiva, qui è positiva, togliamo la parte negativa, qui è positiva, togliamo la parte negativa. Adesso possiamo tracciare il grafico, ricordiamoci che la funzione si annulla anche ricordiamo anche che la funzione si annulla in meno 2. Allora, andiamo da lì dove è più chiaro, qui abbiamo l'asintoto verticale e la funzione si annulla in meno 2.
ok? Adesso qui abbiamo l'asintoto. In generale la funzione può intersecare l'asintoto, magari potrebbe fare così e poi avvicinarsi all'asintoto così, però se facesse così avremmo trovato un minimo locale, qui non l'abbiamo trovato, quindi la funzione deve per forza avvicinarsi all'asintoto così. Allora, qui non possiamo venire da qua perché non è definita funzione, dobbiamo provenire da qua. E qua stesso discorso, non può fare così e poi avvicinarsi perché avremo un minimo locale, quindi deve per forza avvicinarsi così all'asintoto. Vediamo qua cresce, qui decresce, qui la concavità è di questo tipo, qui di questo tipo, e va bene, abbiamo fatto. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.